Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera, sono l'onorevole Bettino Craxi. Vi manco, eh? Avete ascoltato Lorella Cuccarini, La notte vola del 1988, quando questo era un grande paese, un paese libero, un paese pieno di benessere, un paese pieno di riformismo socialista. Ah, che meraviglia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, ciao Natalia, buon lavoro anche a te. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, penultima puntata, la numero 1245 di oggi, 30 luglio dell'anno del Signore 2026. Avete ascoltato il disco start, Lorella Cuccarini, La notte vola del 1988, Ve li ricordate gli anni 80? Che meraviglia, 14 anni, 6 mesi, un giorno e si andava in pensione con le pensioni baby e c'erano quei bellissimi bot al 15%. Voglio salutare i pensionati baby andati in pensione a 34 anni. Ve lo siete fottuto, il mio futuro è quello di tutta la mia generazione. Vi ringrazio e vi saluto caldamente, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Ne parlavo oggi con un mio coetaneo, dicevo proprio questo, noi questa generazione tra i 40 e i 50 anni, no?
siamo una generazione perduta, questa è la verità, siamo una generazione perduta, perché purtroppo non ci hanno dato la possibilità né di, diciamo così, sbocciare nella politica, nell'economia, nello sviluppo del paese. In Italia non ci hanno dato assolutamente questa possibilità e questo ci ha reso una generazione che è schiacciata tra quelli più vecchi, i boomer, e una generazione più giovane, i millennial, Z, eccetera, 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 che sono quelli che stanno emergendo ora e che corrono con il ritmo di questa economia dei social, di TikTok, tutta sta roba qua. Per cui noi siamo quelli nel mezzo e siamo una generazione che di fatto non ha avuto la possibilità di esprimersi e di dire la sua. Quantomeno per potersi esprimere e dire la sua ha dovuto lasciare questo paese. Quindi ringraziamo quelli con la pensione baby 14 anni, 6 mesi e un giorno, che naturalmente continuano a godere del loro diritto che gli è stato legittimamente concesso da un governo che aveva pensato per uno che va in pensione baby ne dobbiamo assumere 4 che così cominciano a lavorare. Tale previsione non è stata rispettata, sono state fatte delle scelte che francamente Dio ce ne scampi e liberi, però tutto sommato alla fine della fiera il risultato è che, come canta Checco Zalone, erano cacchi dei nostri figli e lo saranno, e come, già lo sono dei nostri, figuratevi. Comunque, a parte questo breve momento, diciamo, di valutazione della situazione attuale di questo paese, lo dico perché il primo giorno, il 7 settembre del 2020, quando io ho cominciato questa trasmissione, avevo promesso che questo programma avrebbe cercato di parlare e di rivolgersi proprio a questa generazione di 40-50 anni. Io avevo 40 anni quando ho cominciato questo programma, ora ne sto per compiere 46 e mi rendo conto che abbiamo cercato di parlare e di parlarci, però il problema non è un problema nostro, è un problema del fatto che, ahimè, questa sovrapposizione di generazioni ha fatto sì che noi non venissimo rappresentati adeguatamente e soprattutto che le nostre voci probabilmente non fossero così forti come avrebbero voluto o dovuto o potuto, insomma, vedete un po' voi. Però io credo che ancora questa generazione possa dare un grande contributo a questo paese in termini di idee, in termini di futuro, eccetera, eccetera, perché in fondo noi siamo quelli che abbiamo visto finire il mondo di prima, che era il mondo analogico, e cominciare il mondo di poi, che è il mondo digitale nel quale ci troviamo adesso. Comunque 340 670 9659 per le vostre zap o WhatsApp, 029294 7222 per le vostre telefonate, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. E poi vi ricordo, come sempre, date il sangue, perché in ospedale serve sempre, soprattutto d'estate che viene giù, diminuisce il numero di donatori, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. E adesso è giunto il momento di Qui Parlamento con la senatrice Erika Stefani per parlare un po' di immigrazione incontrollata e dei suoi rischi. Vai pure Natalia, grazie. Qui Parlamento. Sì, la ringrazio Presidente. Mi dispiace un po' sentire i colleghi che ci hanno preceduto accusarci di propaganda, ma mi pare da questi interventi la prima cosa che si è fatto è propaganda. Schopenhauer parlava che il mondo è una volontà di rappresentazione, ma mi sembra qua che la rappresentazione sia anche un piuttosto abusata, soprattutto a riguardo di un provvedimento come questo, che è uno dei provvedimenti forse più pragmatici, più anche onesti sotto il profilo intellettuale che abbiamo. In primis ci corre l'obbligo e il piacere di ringraziare i sottosegretari, in particolare i sottosegretari Molteni e Ostellari della Lega per quanto hanno fatto anche su questi provvedimenti. Ringrazio i presidenti delle commissioni riunite, la Presidente Bongiorno e il Presidente De Priamo, e anche il mio correlatore, il senatore Lisei, per la fatica anche che abbiamo fatto nel corso di tutto questo lavoro in commissione. Io mi soffermerò particolarmente sui temi che sono coinvolti in materia di giustizia. Si comprende anche dalla lettura di questa norma, che è stata accusata di essere una norma un po' omnicomprensiva,
Ma la giustizia non è fatta solo di un provvedimento, non è che ci si alza la mattina, si fa una legge sistemata la giustizia. È un sistema complesso, che è un sistema che è fatto di equilibri, proprio perché è la giustizia. Forse è più noioso, ma è fatto così. Ci sono varie norme necessarie, alcune sembrano anche apparentemente puntuali, ma sono del tutto essenziali per sistemare un complesso istituzionale che per questa ragione è molto articolato. È stato considerato forse per anni e anche dimenticato per anni, considerandolo soltanto un apparato fatto di magistrati, di avvocati, di aule, di sentenze. Oggi invece sempre di più deve essere inteso come una sorta di complesso aziendale che deve accompagnare l'attività giurisdizionale, ma come tutti i complessi aziendali devono funzionare e devono essere improntati la loro attività a un principio di efficienza. E per questa ragione questo importante disegno di legge, che ha la forma del decreto di legge perché molte delle norme sono assolutamente indispensabili e necessitano un'entrata in vigore immediata proprio per dare risposte concrete e attese sul fronte della giustizia per garantirne appunto l'efficienza organizzativa. Per esempio è stato introdotto con questo decreto una disciplina sull'esame di Stato anticipando quella che è l'entrata in vigore della nuova legge forense per non creare dei passaggi anche sospesi. Vi sono poi delle norme e disposizioni assolutamente urgenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno a obblighi derivanti dall'atti dell'Unione Europea. Sorprende che anche le opposizioni siano così contrarie, visto che per loro l'Europa è sempre stata considerata una grande madre. In realtà quindi ci sono molte norme che sono volte alla risoluzione anche di procedure di infrazione. Si interviene sulla tutela della proprietà industriale, sui tempi di pagamento delle spese di giustizia relative alle prestazioni rese in esecuzione delle intercettazioni, cioè il pagamento sostanzialmente delle intercettazioni. Il governo poi in questo provvedimento ha dato anche riscontro ad alcune problematiche per entrata in vigore di norme fondamentali, essenziali, che dovranno quanto prima trovare veramente la luce sotto profilo applicativo, ma che attualmente, se poste in essere, potrebbero creare delle criticità. Quindi il governo è stato onesto, come si diceva quando si parlava prima di onestà intellettuale, è stato onesto e concreto nel dire disponiamo delle proroghe, e questo è si è previsto in materia del giudice collegiale, sulle sale server, sul tribunale delle persone della famiglia dei minori, sull'aumento della competenza del giudice di pace. Con questo disegno di legge, tra l'altro, vi è stato e vi è anche un rafforzamento dell'ufficio del processo, ormai insostituibile nei nostri tribunali, anche se ci sarebbe stato anche un emendamento che, se non ci fosse stata una forte e anche dichiarata legittimo ostruzionismo in commissione da parte delle opposizioni, probabilmente anche queste norme le avremmo anche adottate, sarebbe anche migliorato anche il sistema per far lavorare l'ufficio del processo in modo che sia perfettamente utile, indispensabile, come lo è anche adesso all'apparato. Si aggiungono poi anche delle normative anche sulla digitalizzazione fondamentale. Quando si parlava di un complesso aziendale oggi come quello dei tribunali funziona se vi è anche questa le nuove tecnologie. Per quanto riguarda invece la parte relativa agli interni, poco in questo momento posso aggiungere a quanto è già stato detto nell'intervento della mia collega, la senatrice Pucciarelli, che in discussione generale ancora sul provvedimento aveva detto tutto quanto si doveva dire e che voleva dire la Lega. Aggiungiamo solo a chiosa che la migrazione vanno approcciate oggi in modo diverso forse rispetto a qualche anno fa, perché nuovi problemi sono sorti. Ma quello che la Lega aveva denunciato, il pericolo o le potenzialità di pericolo su un fenomeno non controllato dell'immigrazione, e questo pericolo in realtà si è anche realizzato. Abbiamo un problema conclamato dell'integrazione, abbiamo un problema della seconda generazione dell'immigrazione, una seconda generazione disorientata tra lo scontro all'interno di casa, fra la cultura della famiglia e la cultura che si trova attorno, la difficoltà anche di queste comunità che non vogliono fondamentalmente integrarsi e che magari cercano un ristoro, una consolazione restando nelle loro tradizioni. Ma si vive in Italia e chi si è perfettamente integrato e anche in
in paesi diversi anche dal nostro, l'hanno fatto quando hanno accettato la cultura, hanno accettato l'ordinamento nel quale appartengono, perché uno si sente veramente integrato quando si sente perfettamente italiano e non magari un ospite. Il problema poi di questa gestione complessa del fenomeno migratorio, che il sistema sicuramente non è diventato forse più emergenziale, ma il panorama di certo va affrontato. E come va affrontato? Va affrontato con norme anche concrete, va affrontato con norme pragmatiche, e diventare così un vessillo a dire che è facile urlare da parte anche dell'opposizione oggi a dire state abbandonando i poveracci. Cioè, io credo che nessuno di noi abbia intenzione di andare ad incidere su quella che è la vita personale, ma se si vuole fare una politica sapiente bisogna avere una visione, ancora una visione, perché non è il singolo individuo così che nel momento in cui lo salvi hai sistemato tutto il sistema dell'integrazione. È un sistema, si ripete, che è omnicomprensivo e deve essere valutato in tal senso. Abbiamo bisogno di forza lavoro? Sì. Abbiamo un problema demografico? Sì. Ma l'Italia e l'Europa non possono più permettersi quella che è un'accoglienza generica, approssimativa o senza controllo. Occorre una visione, come si diceva prima, di rigore e una visione pragmatica, con il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza dei cittadini italiani, ma anche di coloro che entrano. E quindi quando si sentono magari fare anche veramente delle propagande anche in opposizione, ma non esistono ricette facili per sfide complesse. L'Italia non è un continente isolato, circondato magari dall'oceano, ma un paese che è esposto a rotte anche terrestri delicate, che però richiedono un po' tutto, veramente fermezza e visione. Noi della Lega avevamo proposto una serie di emendamenti, come vi erano anche degli importanti emendamenti dei relatori. Emendamenti della Lega che erano volte a puntualizzare, disciplinare meglio quello che sono il sistema dei trattenimenti, anche dei ricongiungimenti familiari, anche il tema dei minori non accompagnati. Dispiace di vedere anche quelli che erano anche degli emendamenti che erano stati concordati anche con i relatori, che erano destinati semplicemente a migliorare il sistema e di verificare e far funzionare il sistema. Aumento di dirigenti e di funzionari al Ministero degli Interni per tutte le politiche dell'immigrazione, come l'assunzione straordinaria di agenti della Polizia di Stato proprio per le frontiere, per la gestione dei flussi migratori. Ecco, tutto questo, grazie anche a questo ostruzionismo che ha impedito i lavori, siamo arrivati infatti oggi alla fiducia, saranno però, e noi auspichiamo fortemente come Lega, che tutto possa essere comunque introdotto e rivisto in un altro provvedimento. Per tutte queste ragioni, tutto il gruppo della Lega non solo conferma il proprio voto convinto sul testo, ma conferma convintamente il voto di fiducia nei confronti di questo governo. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti
che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Sotto solo la pelle cruci, sotto la luna ancora di più. Quando fuori riflessi sopra il mare, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, gli occhi neri e gli occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire parte tutti i boys. L'estate qua, you know, per farci innamorare ad ogni età. You know, frenare un po' e poi lasciarsi andare. You know, in fondo sai che quando torni back alla città tutto finirà, mannaggia no. You know, per ora siamo ancora in summertime. You know, e allora che ci stiamo a preoccupare? You know, la senti questa musica? You dance insieme a me. Ma se mi dici no, m'ammazzo bitch on the beach. You're my bitch come una bitch. Se mi guardi un po' di più, pensa tu se poi ci scappa un kiss. O se poi per caso mi dici yes. Aiuto! Beach on the beach, stata attenti che io so faccio, non ti lascio andare più. Tanto è tutto scritto nella stars, due così dovevano incontrarsi. Quest'estate qua, you know, per farci innamorare ad ogni età. You know, frenare un po' e poi lasciarsi andare. You know, in fondo sai che quando torni back alla città tutto finirà, mannaggia ma. You know, per ora siamo ancora in summertime. You know, e allora che ci stiamo a preoccupare? You know, la senti questa musica? You dance insieme a me. Se mi dici no, m'ammazzo bitch on the beach, sotto sole la pelle brucia, sotto la luna ancora di più. Quando fuori riflette sopra il mare. Salve a tutti e benvenuti a Parliamo un po' di, il nostro spazio personale in cui affrontiamo argomenti vari e variegati, lasciandoci guidare dai pensieri, dalle domande, dalle cose che osserviamo nella vita di tutti i giorni. Oggi voglio partire da un'osservazione, da una cosa che faccio spesso e che credo non riguardi solo me: giudicare la persona che ero. Guardo indietro e penso, ma come ho fatto ad accettare quella situazione? Perché non ho reagito? Perché ero così ingenua? Quanti sbagli? Perché non me ne sono andata via prima? Ma la verità, quella più onesta e forse anche più brutale, è che quella persona, la me del passato, non è la me di oggi. Non aveva le esperienze che ho adesso, non sapeva le cose che so oggi. E per quanto a volte io invidi la sua inconsapevolezza, allo stesso modo immagino che la me del futuro guarderà a me, quella di oggi, pensando se solo avessi saputo quello che so io adesso. Quindi, vedete, io
Faccio sempre questo paragone e dico sempre che invidio soltanto due persone, quella che ero ieri, la me del passato perché non sapeva quello che so, e la me del futuro perché sa quello che ancora non so. Siamo sempre in movimento, siamo continuamente nelle versioni transitorie di noi stessi. La base magari resta la stessa, il carattere, i valori, ma quella persona non aveva ancora elaborato certe ferite, non aveva ancora conosciuto certe persone, non aveva ancora vissuto certe cose, imparato alcune parole, almeno nel loro senso più autentico. Non aveva ancora sperimentato il significato di alcune esperienze, aveva soltanto gli strumenti che possedeva in quel momento e con quelli ha cercato di sopravvivere, di essere amata, di capire il mondo e di andare avanti. Ha preso decisioni che allora sembravano giuste, o almeno necessarie, anche se poi le conseguenze le ha vissute la persona che sono io oggi. Ed è proprio per questo che cerco di perdonarla e forse spero anche che un giorno le me del futuro riescano a perdonare quella che sono oggi. Forse crescere significa anche questo, smettere di mettere continuamente sotto processo la propria versione precedente, perdonarla, non perché abbia fatto tutto bene, ma perché ha fatto quello che poteva fare con ciò che aveva. E forse questo discorso si può allargare anche oltre il singolo individuo, forse vale persino per le generazioni che ci hanno preceduto. Ecco che mi collego a un nuovo argomento. Questo non significa giustificare tutto, di smettere di criticare ciò che era sbagliato, però forse significa ricordare che anche chi è venuto prima di noi era limitato dagli strumenti, dalla mentalità e dalle possibilità del proprio tempo. Ogni generazione lascia qualcosa dietro di sé, sopravvive nei film che produce, nella musica che ascolta e che ci lascia in eredità, negli oggetti che crea, nei modi di amare, nei modi di parlare, di dire. È come se ogni epoca consegnasse alla successiva una scatola piena di simboli, paure, desideri, estetiche, traumi e speranze. E dentro quella scatola ci sono gli archetipi, le grandi storie umane che si ripetono sempre. Il modo in cui si ama, la perdita, il bisogno di appartenenza, la paura di essere dimenticati, la ricerca della libertà. Gli esseri umani continuano a lasciare tracce attraverso il tempo. Però ogni generazione aggiunge anche qualcosa di nuovo ed è forse proprio lì che il mondo si riequilibra. Tra il peso del passato e la leggerezza del presente troviamo l'equilibrio di quello che deve essere la vita, il mondo. Noi siamo il risultato di chi è venuto prima, ma siamo anche qualcosa di nuovo. L'umanità eredita il silenzio e prova a inventare parole nuove. Il passato non viene cancellato, si trasforma. E forse qualcosa di molto interessante sta succedendo proprio adesso, a questo proposito, con l'intelligenza artificiale. Altro tema del nostro parliamo un po' di. Per anni siamo andati verso una comunicazione sempre più veloce e sempre più muta. Messaggi vocali trasformati in testo, le caption delle foto, no? I commenti brevi, le conversazioni frammentate, persone che scrivono tantissimo ma sembravano parlare sempre meno. E invece l'intelligenza artificiale paradossalmente sta riportando al centro la voce dell'essere umano, perché oggi tutto ciò che è scritto può sembrare potenzialmente prodotto da una macchina. Allora, nella dimensione del reale, non tanto in quella digitale in cui adesso con video e podcast prodotti con IA abbiamo lo stesso problema, ma comunque nella dimensione reale resta qualcosa che continua a essere profondamente umano, cioè la voce, la chiacchierata con un amico, una conversazione in famiglia, un'interrogazione a scuola, il modo in cui raccontiamo qualcosa mentre stiamo ancora cercando di capirlo noi stessi. Si tratta sempre di racconti imperfetti, certo, ma autentici. È quasi un recupero dell'oralità. E questa cosa è antichissima. Prima della scrittura c'era la voce, le storie esistevano perché qualcuno le raccontava attorno a un fuoco, guardando altri esseri umani attraverso il proprio sguardo. Forse le tecnologie più avanzate del nostro tempo ci stanno riportando a qualcosa di molto primitivo, il bisogno di essere ascoltati, il bisogno di parlare secondo la propria visione del tutto umana. La scrittura resta comunque una forma di dialogo, un modo di parlare silenziosamente con se stessi e allo stesso tempo ad alta voce con gli altri, ma poiché adesso dobbiamo ammettere che l'insorgenza e l'ingerenza dell'intelligenza artificiale nell'ambito della scrittura è sempre più presente, allora anche l'oralità deve avere la sua importanza. Nella realtà esistono cose che il testo non riesce a trattenere del tutto: la voce, le esitazioni, le pause, il respiro, l'espressione del viso, il non detto, tutta quell'imperfezione che per anni abbiamo cercato di nascondere è forse proprio ciò che ci rende autenticamente umani. Ed è strano pensare che nel momento storico più tecnologico di sempre stiamo forse riscoprendo una delle cose più umane di tutte: parlare. Parlare, lasciare tracce, consegnare pezzi noi a chi verrà dopo, ma anche imparare a perdonarci lungo tutto questo percorso. Grazie per essere stati qui con me oggi. Vorrei sapere veramente che cosa ne pensate, soprattutto della prima parte di questo Parliamo un po' di. Vi saluto con tanto affetto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:42 minuti e 32 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi.
0292947222, il telefono è aperto, 340-670-9659 se volete dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp. Luigi mi manda una bella zappa e mi scrive: a proposito di immigrazione incontrollata, visto cosa sta succedendo in Spagna con l'invasione dei marocchini a Ceuta? Sì, lo abbiamo visto, li stanno rimpatriando, questa è la differenza tra noi e loro. Loro sono socialisti, ma hanno fatto un muro, una recinzione invalicabile sulla terra, per cui tanti di questi disperati si sono buttati per mare per cercare di aggirare la recinzione. Tra l'altro, alla Spagna del buono e santo Sanchez, l'ombre vertical, come viene chiamato, da una certa sinistra italiana, è la Spagna che spara con i proiettili di gomma sui marocchini che tentano di entrare, tentano di aggirare o comunque di superare la barriera terrestre. E cosa stanno facendo gli spagnoli? Te lo dico subito, questa è l'ANSA, quindi notizia più che di fonte qualificata. L'ANSA: la crisi migratoria a Ceuta si è estesa nelle ultime ore dal mare anche alla frontiera terrestre, con immagini di centinaia di migranti che sono riusciti a superare la recinzione di confine dell'enclave spagnola in Marocco, riportando alla memoria la grande ondata di maggio 21. Di fronte all'escalation, il ministro dell'interno iberico, Fernando Grande Marlaska, è rimasto in contatto permanente col collega marocchino Abdelwafi Laftit e ha ringraziato le autorità di Rabat per gli sforzi compiuti negli ultimi giorni, sottolineando che le forze di sicurezza marocchine hanno impedito migliaia di tentativi di immigrazione irregolare, informa il Ministero in una nota. I due paesi hanno concordato di rafforzare il coordinamento e gli sforzi per far fronte a questi flussi irregolari e si sono impegnati a rivedere e stabilire meccanismi per accelerare il rimpatrio il prima possibile di tutte le persone che sono entrate illegalmente a Ceuta. Fonti ministeriali denunciano inoltre che reti di trafficanti stanno strumentalizzando una recente sentenza del Tribunale Supremo che considera illegali i respingimenti immediati alla frontiera, incoraggiando le partenze di giovani migranti, alimentando la pressione sulla principale frontiera terrestre tra Europa e Africa. Andiamo a vedere se c'è qualche altra vostra zap. Il telefono è aperto, 0292947222. C'è una notizia, scusate, questa è una notizia che mi ha fatto particolarmente ridere per il titolo prima di andare in onda. È sempre l'ANSA, sentite, pare l'inizio di una barzelletta, ve lo giuro. Un tricheco s'avventura nelle foreste in Norvegia, mai visto nulla di simile. Cioè pare che mai visto nulla di simile l'abbia detto il tricheco, no? Il fenomeno inusuale incuriosisce gli esperti. Nel 2022 la morte di un esemplare a Oslo. Un tricheco si è avventurato da giorni in una foresta a centinaia di metri dalla costa settentrionale della Norvegia. Non ho mai visto nulla di simile, ha dichiarato Ole Juoska Smuk, giornalista norvegese di NRK Sápmi, la redazione dell'emittente di servizio pubblico nell'estremo nord della Norvegia. È molto raro che un tricheco vada a centinaia di metri dal mare ed entri in una foresta, ha raccontato all'ANSA il giornalista che ha fotografato il mammifero nella regione di Finnmark. Anche gli esperti rimangono increduli. Se non avessi visto le foto non ci avrei creduto, ha dichiarato il ricercatore Rune Ae, che studia i trichechi in Europa sin dagli anni '80. Il comportamento non è del fatto usuale per la specie, che solitamente si riposa sulle spiagge a pochi metri dalla riva. Beh, ora vi do io lo scoop. Il tricheco è entrato in un bar, ha ordinato una cedrata, quando gli hanno detto che costava 300 corone e gli hanno detto anche: sa, lei è il primo tricheco che vediamo qui da tempo dentro al bar, ha risposto costi prezzi, ha pagato e se n'è andato. Andiamo a vedere. Scusate, è stato più forte di me, lo confesso. Natalia sta ridendo. Scusate, ma è stato più forte di me, perché veramente sembra una di quelle barzellette delle elementari, delle medie, tipo un cammello entra in un bar e cade. Oppure questa la diceva il mio amico Salvatore Capolupo, che voglio salutare. Qual è la barzelletta più breve del mondo? Splash. Ecco, quindi Dio mio, il tricheco che è andato sulla spiaggia. E vabbè, il tricheco è andato sulla spiaggia, e dobbiamo fare? Ma vabbè.
ANSA, lo scontro, la UEFA boicotta il mondiale di Infantino, il calcio non è in vendita, federazioni poste di fronte a un ultimatum, il nostro no è definitivo, boicottiamo tutte le competizioni FIFA finché il progetto non sarà ritirato. Noi vogliamo la Vibonese ai mondiali a questo punto. Ricerche in corso, crolla un edificio a Messina, almeno 5 feriti gravi in ospedale, speriamo che non ci siano morti soprattutto e che i feriti siano dimessi al più presto e che non ci siano altri intrappolati sotto queste macerie. La guerra, Zelensky mostra la foto della famiglia uccisa in un raid russo, il Pentagono dovrebbe vederla, anche pure un po' di gente che ogni tanto scrive che è la grande madre Russia, eccetera, eccetera. La decisione, caso Del Mastro, Doria alla maggioranza, sia all'accesso alle chat ai membri della giunta. Da oggi carta d'identità senza scadenza per gli over 70, Zangrillo, semplificata concretamente la vita a oltre 10 milioni di persone. Gli incendi, anche George Clooney e famiglia evacuati per gli incendi nel sud della Francia, stasera non mangio. Divo scrive al sindaco di Brignoles, noi parte di questa comunità pronti a ricostruire. Brignoles fa 17.000 abitanti, pensate un po', e però è importante che abbiano evacuato Clooney e signora. Vabbè. Poi dice perché la gente legge non ce lo dicono.com e non si fida dei giornalisti, insomma. Capisco, sì, è una notizia leggera, però non so, in una situazione del genere non so che senso abbia dare una notizia così. Comunque, vabbè, valutazioni che non c'entrano niente, salutiamo i colleghi dell'ANSA. E gli auguriamo buon lavoro ovviamente. ADN Kronos, Messina, crolla edificio, 5 feriti, vigili del fuoco cercano i dispersi tra le macerie. L'indagine esclusiva dell'ADN, regioni da Occhiuto a Rocca, ecco chi sono i presidenti più social, studio Arcadia liberi per ADN Kronos sulla capacità digitale dei governatori di presidiare le piattaforme, Occhiuto, Stefani e Cirio al top dei follower. Rocca primo su Instagram e Facebook, Schifani al vertice nelle menzioni nominative. Nordio, ti metto dentro un R4, scritta shock firmata BR Roma, potenziata la scorta al ministro, massima allerta. Il guardasigilli, non ero intimorito delle BR quando ero un giovane magistrato, ancora meno da anziano ministro. Proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare gli autori della minaccia. Ecco, io spero li prendano, soprattutto per additare a tutto il paese la coglioneria di questa gente. Perché questa gente che fa cioè non credo. Secondo me questi sono 4 coglioni che hanno preso lo spray e si sono messi a fare la citazione storica, perché il riferimento, lo sapete, è ovviamente all'R4 nella quale è stato ritrovato il povero Aldo Moro. E il fatto che nel 2026 si usino ancora queste parole mi fa schifo, veramente, mi fa schifo. Il bello è che gente che viene da quel lato poi viene e ti dice ma sai, restiamo umani, il fascismo, la destra, invece questa roba qua, questa immondizia qua, che cos'è? Andiamo avanti. Notav, ex procuratore generale di Cassazione Salvi, non servono nuovi reati, gli strumenti ci sono già, l'ex procuratore generale della Suprema Corte all'ADN Kronos, politica non usi questi casi per scalata del consenso, la società civile distingua il dissenso dalla violenza. Riconoscimento facciale, Bruxelles in spazi pubblici è vietato, fonti di Palazzo Chigi, l'Italia rispetta le norme dell'UE. Tajani, l'Unione Europea ha dato delle linee, noi seguiremo quelle linee. Lazio, Gattuso litiga con Taylor e lo caccia dall'allenamento. Grande Gattuso. Ora non è per partito preso, ma io stimo Rino Gattuso, non ci posso fare niente, è più forte di me. Vi voglio raccontare una cosa. Una volta sono arrivato all'aeroporto di Lamezia, stavo aspettando il volo della sera da Lamezia a Milano e c'era uno seduto accanto a me, tizio che aveva la tuta, una gamba ingessata, non ingessata, insomma stesa, la stampella, e stava in un angolino così.
vedevo che ogni tanto qualche padre con qualche bambino andava lì, questo gli faceva una carezza, si facevano la foto, qua e là. E a un certo punto ho detto: "Ma questo chi cacchio è che tocca i bambini, che gli fa le carezze?" Cioè un normale ganascino, attenzione. Però, insomma, vedendo sta processione ho detto: "Ma questo chi cacchio è?" Era Rino Gattuso, che peraltro, essendo infortunato, volle farsi imbarcare per ultimo perché non voleva passare per privilegiato, pur avendo il diritto di essere imbarcato per primo dal lato destro. Lo sapete, mettono le persone che sono, sulle sedie a rotelle, se sono, disabili o temporaneamente hanno il problema che hanno una gamba ingessata e così via, li mettono, su questa sorta di ascensori che li portano su e li fanno entrare dal lato destro. E poi quando l'aereo è partito, il pilota ha detto: "Vogliamo salutare anche con noi un campione del mondiale 2006, Rino Gattuso". Io mi so girato, era lui, era l'immenso Rino Gattuso. Ecco, Rino Gattuso è come il pane dalle nostre parti, è genuino. Rino Gattuso è bello per questo, è genuino, anche quando ti manda a quel paese. Per cui io sto con lui. Scusate, ma ripeto, la mia stima per l'immenso Rino Gattuso, campione del mondo del 2006, tra parentesi, campione del mondo 2006. Allora, vi dicevo, riconoscimento facciale, Bruxelles, spazi pubblici vietato, fonti di Palazzo Chigi, l'Italia rispetta le norme UE, Carlo punta a ricucire con Harry, nuovo invito a settembre, tensione con William, e poi volevo ringraziare la nostra Gabriella Ronza per parliamo un po' di... La ringrazio anche per Epos, la rubrica che ha preceduto Parliamo un po' di... Gabriella è anche una scrittrice fantasy, oltre che una docente di scuola superiore di lettere, ma anche una giornalista pubblicista. Io la voglio ringraziare per questo cammino, è una persona che ha una rara cortesia e una rara delicatezza nel vedere le cose della vita. E persone così sono persone che in una società come questa, abbastanza involgarita, risaltano a maggior ragione nella stupidità e nella cattiveria in cui viviamo immersi tutti i santi giorni. Quindi io spero davvero che questa rubrica, prima Epos sul mito e sulla mitologia e poi Parliamo un po' di, abbiano dato un contributo in più nel corso di questa nostra trasmissione. A me personalmente credo abbia dato un contributo culturale non da poco e ringrazio Gabriella per il suo intervento, come voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con questa trasmissione nel corso di questi anni. Allora, le 18, 55 minuti e 30 secondi, vi voglio raccontare una cosa, prima della nostra puntata, no? Prima dell'inizio della puntata si parlava con Natalia. Natalia, apri il microfono, intervieni pure, mi raccomando. Si parlava della fine di Striscia la Notizia e probabilmente vedrete che sparirà anche Paperissima Sprint. Ora, sapete anche che l'amico e collega Claudio Plazzotta su Italia Oggi ha scritto nei giorni scorsi di questo fatto, cioè c'era ancora uno spazio sui social di Striscia la Notizia, anche se il programma non andava più in onda, che era gestito da quelli di Striscia la Notizia e soprattutto Antonio Ricci, l'ideatore di Striscia, non voleva che ci fossero ricavi pubblicitari dal materiale che veniva postato online. Come non è, il 25 di luglio questo spazio è stato chiuso e nei fatti Striscia la Notizia dopo 38 anni non esiste più. Io voglio dire questo, ero un bambino quando è cominciato questo programma, mi ricordo con Gianfranco D'Angelo, poi venne Lele Pisu, poi sono venuti tutti gli altri conduttori, mi ricordo quando la facevano Bartali e Sergio Vastano, mi ricordo Angela Cavagna nei panni dell'infermiera, le veline e così via. Tra l'altro le veline hanno cambiato il significato di una parola. Se ci fate caso, nella lingua italiana, diciamo in qualsiasi idioma, ci sono delle parole che nascono con un significato e poi però a un certo punto la storia evolve e perdono quel significato originario. Faccio un esempio banale.
appunto le veline. Se io ora dico avete visto le veline, e voi tutti pensate le ballerine in Striscia la Notizia, perché erano queste ragazze che portavano questo foglio di carta a greggio e Iacchetti no, perché già al tempo in cui facevano questo le veline avevano smesso di portare il foglio di carta simbolicamente, lo portavano per esempio a greggio e l'Elepisu. Perché? Perché le veline in realtà non erano le ballerine, ma erano i fogli di carta velina che venivano battuti a macchina negli uffici del Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare, che sotto il fascismo con questi fogli, perché avendo il foglio di carta velina tu ci mettevi la carta copiativa e facevi più copie in un colpo solo dello stesso documento, e attraverso le veline appunto tu davi i cosiddetti fogli d'ordine ai giornali e impartivi la censura, quello di cui si poteva parlare e quello di cui non si poteva parlare. Per esempio, una delle veline più famose dei tempi del fascismo fu non pubblicare foto di Primo Carnera al tappeto. Primo Carnera, lo sapete, era questo gigante, il gigante di Sequals, salutiamo gli amici del Friuli Venezia Giulia. Primo Carnera da Sequals, che era andato a farsi una vita da migrante in America, poi aveva cominciato a fare i combattimenti ed era diventato campione del mondo dei pesi massimi. Mussolini lo aveva immediatamente arpionato, lui non era affatto fascista Carnera, però se lo portò subito in Italia, negli Alpini, ci sono queste fotografie di Mussolini tutto che gongola insieme con Carnera vestito da alpino, insomma era diventato uno dei simboli dell'Italia anni 30 che vinceva, no? Come Nuvolari, come il Rex, il transatlantico che aveva preso il nastro azzurro e così via. E i giornali ricevettero ordine di non dover pubblicare questa roba, queste fotografie di Primo Carnera al tappeto, perché avrebbe significato insultare l'Italia fascista, perché l'Italia fascista era invincibile. Non si potevano pubblicare foto di donne coi pantaloni, perché alludevano alla sterilità e l'Italia doveva fare figli. Un diplomatico giapponese incontrò Mussolini e disse di lui: il duce è un uomo che vive con Dio, e nella velina successiva il Ministero della Cultura Popolare spiegò: si prega di ricordare che il duce è un combattente e non vuole essere considerato un santo. Ecco, si toccavano anche vette di ridicolo così. Negli anni '80 il TG satirico di Antonio Ricci ha stravolto il significato della parola, per cui per noi oggi le veline in realtà sono le ballerine, come si chiama? Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis e così via. Spiace vedere la fine di un programma, però è altrettanto vero che tutti i programmi fanno il loro tempo e Striscia la Notizia probabilmente l'aveva già fatto sto tempo. Io ho avuto il piacere di raccontare la fine della causa contro Big Red, questo pupazzo simile al Gabibbo, perché c'era stata questa richiesta di danni, e poi Striscia la Notizia, Ricci vinse la causa perché dimostrò che il Gabibbo non era ispirato al Big Red, ma era ispirato al besugo. Il besugo è un pesce ligure che, se voi tagliate una fotografia della faccia di profilo, del muso di profilo del besugo e la incollate sul corpo del Gabibbo, vi appare il Gabibbo. E quindi c'erano tutti i disegni. Io mi ricordo, ho potuto vedere la memoria difensiva, abbiamo pubblicato un interessante servizio su Affari Italiani, vi sto parlando di una ventina di anni fa, e raccontammo come appunto il Gabibbo fosse un'idea prevalentemente prettamente ligure e prettamente made in Ricci e non scopiazzata in giro. Striscia la Notizia era un TG satirico, era un TG che sfotteva senza guardare in faccia a nessuno. Io ricordo un bellissimo servizio contro Carlo d'Inghilterra, nel periodo in cui vennero fuori, sapete, l'EDD fece quell'intervista, eravamo in 3 in questo matrimonio, e mi ricordo Carlo che andava a un incontro con gli indigeni australiani, questi ballavano e cantavano Carlo tiene le corna, Carlo tiene le corna. Poi andava a un incontro col presidente Clinton, c'era la folla, e la folla cantava Carlo tiene le corna, in un crescendo, fino a quando c'era l'EDD che saliva su questa Jaguar, si metteva
la cintura di sicurezza, e col computer loro avevano scritto sulla cintura Carlo tiene le corna, che nella sua banalità però faceva troppo ridere. Io ancora dopo 30 anni me lo ricordo. Poi è venuto il tempo delle denunce, è venuto il tempo del dito puntato. Non so fino a che punto questo sia stato in coerenza con un TG satirico, però tutto fa il suo tempo. Certo è che Striscia la Notizia resta come una delle pietre miliari della nostra televisione, con tutti i personaggi, con tutti i modi di dire che ha ideato. Io ne voglio ricordare uno solo. Ve lo ricordate il gesto del Fufu, D'Alema che si soffiava sui pugni? Ecco, che ci fecero pure la canzone Dance col Fufu Dance, la fortuna arriverà. Bene, io facevo il gesto del Fufu prima di andare a fare scena muta al liceo, alle interrogazioni di matematica. Ma avesse portato fortuna una volta sola, cacchio. Pausa e poi torniamo con Franco Franchi, Mamma, ho visto un UFO del 1978. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, era il 1978 quando Franco Franchi incideva questo pezzo, Mamma, ho visto un UFO, che usava in Buonasera con Franco Franchi. Sapete che Rai 1 a quel tempo, Rai Rete 1, si chiamava, faceva questo programma preserale che si chiamava Buonasera con, per cui a maggior ragione c'era Macario, c'era Franco Franchi, cioè una settimana l'uno
dei grandi nomi dello spettacolo italiano andavano a condurre questo preserale. Franco Franchi, sapete anche che ha avuto questa attività di cantante negli anni 70. Mario Merola diceva che lui più che cantare gridava, però a me onestamente è sempre piaciuto. Poi io mi riconosco molto nel suo pezzo del 1972, L'ultimo dei belli. Sì, io sono l'ultimo dei belli, no? Romantico, sofferto, raffinato, le donne poi mi trovan demodè, diridono il leghetto e il guanto bianco, rifiutano il ballo col caschè, e poi comincia: sono l'ultimo dei belli, cosa ci posso far? Ho morbidi capelli, ormai me li posso giocare tranquillamente all'8, ormai sono andati via e non torneranno più, per citare Egli e le storie tese, le 19, 8 minuti e 21 secondi. Allora, 0292947222 se volete essere dei nostri, il telefono è ancora aperto, poi alle 19:14 daremo parola alla nostra Anna Maria De Luca per questo ultimo appuntamento a parlare di libri. Ovviamente anche stasera avremo una bella infilata di libri, sia romanzi che interessanti volumi di psicologia in tema di sessualità, che anche parleremo di UFO, ecco perché Mamma ho visto l'UFO di Franco Franchi. E poi alla fine ci saluteremo con I Nuovi Angeli, Donna Felicità del 1971, e andrò a fare il pieno alla Vespa. Direte voi, chi se ne frega, lo direi pure io, ma domani alle 7 io metto in moto e sappiate che vado. Ebbene sì, sta per succedere. Questo è il secondo raid legato a questa radio. Il primo fu quando chiudemmo la prima puntata, cioè l'ultima puntata della prima stagione di Zoom nel luglio 2021. Io sono andato a Genova, ho navigato, siamo andati a pesca sul Savonarola insieme al papà di Lorenzo Viviani nel Golfo del Tigullio, e domani io andrò a Levanto e ci sarà ovviamente Lorenzo e chiuderemo assieme questa stagione di Zoom, puntata numero 1246. Quindi domattina alle 7, colpo di pedale, vediamo se parte alla prima o alla seconda. Io comunque tiro l'aria, un po' di fumo blu perché naturalmente lo sapete, avendo il miscelatore che non tiene tanto bene la molla, un pochettino durante la notte fa la pozzetta dentro il carburatore, dopodiché sputacchia il suo fumo azzurro e poi si va a due tempi fino a Levanto. Tra l'altro mi devo studiare pure per bene, mi devo ripassare per bene l'itinerario, lo avevo già studiato nei mesi scorsi, quindi come vedete questo è delitto proprio premeditato, e così arriveremo in quel di Levanto. Se entro le 22 io non sono arrivato, chiamate i bombardieri, per citare Apocalypse Now, se no vorrà dire che Lorenzo Viviani andrà in onda da solo. Che possiamo fare? Sappiate che dovrò affrontare il passo del Bracco. Chi è esperto della statale Aurelia dalle parti di Sestri Levante lo sa, questo è uno dei passi più leggendari delle strade statali italiane, con soli 7 cavalli e me sopra. Quindi provate a immaginare che cosa sarà questa scalata del Bracco. Se riusciremo a domare il Bracco, voi alle 17:30 avrete modo e maniera di vedere sia me che Lorenzo Viviani sul canale video di questa radio e di ascoltarci naturalmente sulla Radio DAB, sul canale Twitch, YouTube, il sito radiolibertà.net e Savasandir, la nostra pagina Facebook. Vi do anche un'altra comunicazione. Sabato mattina non ci sarà il grandissimo Pier Vittorio Scimia a fare la rassegna stampa, ma ci sarò io, sempre a Levanto, e insieme faremo dalle 8 alle 10 la rassegna stampa. Alle 9:30 ci sarà come sempre, come si dice, liberamente il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti. Poi lo spazio che era il garage dell'Alfista sarà aperto alle telefonate. Da lunedì subentra il palinsesto estivo, quindi io 8:30, 10:30 rassegna stampa con voi, e poi dalle 12 alle 14 torna Capitaneria di Porto, questo fino al 14
di agosto. C'è Lisetta al telefono, pronto? Buonasera signor Tonino. Ben trovata, Allora, cara io Lisetta. voglio Senta, la posso intervenire sul caso ringraziare? Bologna. Sì, prima di cominciare, la posso ringraziare? Io? Sì, io a lei. Va Io la bene, voglio ringraziare, niente. cara Lisetta, Va perché bene. in questi 6 Allora, anni... in relazione ai gravissimi fatti di Bologna, secondo me, il cui sindaco Lepore Sì. almeno parzialmente orchestrato quanto successo e che assolutamente non merita di ricoprire, dico io, lo scranno più alto del Consiglio Comunale. Mi chiedo, signor Tonino, cosa sarebbe successo se le forze dell'ordine, carabinieri e polizia si fossero ribellate utilizzando tutti i mezzi di cui sono dotati, agli insulti, ai pestaggi e ai danni personali subiti. Io desidero, e voglio terminare, una leale risposta da Bersani, Gualtieri, Sala, Manfredi, Salis, eccetera. Nient'altro. Con questo la saluto e buona serata, signor Tonino. Grazie Lisetta. Io comunque la volevo ringraziare perché in questi anni lei ha fatto degli interventi, come sempre, puntuali e precisi, e sono stati degli interventi che io ho sempre trovato interessanti, anche quando non siamo stati d'accordo, per cui ho piacere di ringraziarla per questa presenza, così come voglio ringraziare Walter con la sua ironia, come voglio ringraziare Marco da Mantova, come voglio ringraziare Fabrizio da Sabbio Chiese, tutti quelli che hanno telefonato, Nicolò da Padova e tutti gli amici che hanno telefonato nel corso di questa trasmissione durante questi anni, perché vedete, la radio è questa, è una comunità, e la radio la si fa tutti assieme, se no è soltanto io, ma io non vai da nessuna parte, ci vuole noi con la radio, e abbiamo fatto molto noi. Allora, adesso parola alla nostra bravissima Anna Maria De Luca con i suoi libri e poi ci salutiamo con i Nuovi Angeli, Donna Felicità del 1971, appuntamento, ripeto, se riesco a superare il passo del bracco, domani alle 17:30 da Levanto, io, Lorenzo Viviani, ultima puntata di Zoom alle ore 17:30, precisamente Chilometro Zoom, che vi ricordo nel 2024 ha vinto il microfono d'oro categoria ambiente, che se permettete è l'Oscar della radio italiana, e l'ha vinto Chilometro Zoom di Radio Libertà, ed era giusto ricordarlo, così come l'anno dopo Pop Economia Rumore di Alessandra Mori ha vinto analogo premio. Grazie a tutti voi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. E allora la mia ospite di questa sera è la nostra Anna Maria De Luca, psicologa, lo sapete, esperta di questioni inerenti alla scuola, ma anche accanita e appassionata lettrice. E questa sera abbiamo un'infilata di libri molto interessante. Nell'ordine: Mario Caligiuri, Maleducati, Educazione, Disinformazione, Democrazia in Italia, dai tipi della Luis. Poi Gianni Lattanzio, Francesca Cabrini, Una santa alla prova dei tempi, per le edizioni La Bussola. Poi abbiamo Aldo Scoppetta, Un uomo buono nei lager, collana testimonianze per i tipi di Armando Editore. E poi passiamo alla psicologia, quindi Davide Dettore, Trattato di psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale, per Giunti Editore. Il colloquio in psichiatria e psicologia clinica, Roger McKinnon, Robert Michaels e Peter Buckley, per Giunti Psychometrics. La psicoanalisi di fronte alla sessualità, a cura di Bruna Marzi e Quirino Zangrilli, per Armando Editore. E infine Roberto Pinotti, Il giorno della rivelazione, la vera storia degli UFO tra scienza, politica e mistero, per Vallecchi, collana Saggi. Anna, allora, grazie del tuo tempo. Chi sono i maleducati? Soprattutto perché è a rischio la nostra democrazia? Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a te in questa calda giornata di luglio. Molto. Sì. Allora, guarda, la tesi centrale di Mario Caligiuri, che è un pedagogista, è stato anche assessore regionale in Calabria e insegna all'università, è che la crescita, sempre la crescita della capacità di apprendimento,
è il motore nella storia della crescita economica, no? Ma in Italia, sostiene Caligiuri, la crisi del sistema scolastico ha preceduto e in parte ha causato la crisi più generale dell'economia. E quindi questo libro nasce a 100 anni dalla riforma Gentile con l'obiettivo dichiarato di riportare l'educazione al centro del dibattito politico nazionale. In particolare il secondo capitolo, che si chiama 1000 non più 1000, vittime della globalizzazione, è interessante perché affronta il modo in cui la globalizzazione ha ridisegnato il rapporto tra stati ed elite, quindi citando Fukuyama, Huntington, eccetera, per inquadrare la fine della storia, lo scontro di civiltà, la trasformazione del potere. Caligiuri poi si sofferma sul divario tra nativi digitali e immigrati digitali nelle aule scolastiche e porta il caso di studio della Calabria come esempio di come l'aumento del livello di istruzione non basti da solo a invertire il sottosviluppo di un territorio, che è un passaggio, diciamo, che rende il libro rilevante anche per chi si occupa di Sud Italia, perché ci sono tantissimi laureati al Sud, però questo non, come ben sappiamo, non incide su un miglioramento effettivo della situazione. Mentre invece i capitoli 3 e 4, che appunto suggerisco di leggere, sono interessanti per un altro verso, perché ricostruiscono una storia della disinformazione politica italiana. Caligiuri è il direttore del Master in Intelligence all'Università della Calabria, parentesi, e in questi capitoli ricostruisce una storia della disinformazione politica italiana dall'unità fino ai giorni nostri, quindi dai plebisciti indirizzati del Risorgimento, il ruolo della stampa finanziato dal Ministero dell'Interno, fino alla propaganda di regime durante il fascismo, dove appunto cita l'episodio del giuramento di fedeltà imposto ai docenti universitari nel 1931, e pensa che solo 12 professori su 1225 si rifiutarono di giurare fedeltà al nazismo. Poi gli altri capitoli invece analizzano 20 anni di riforme scolastiche italiane, quindi con toni spesso critici verso la classe dirigente, fino poi ad arrivare all'antilingua che crea l'antipedagogia, no? Che è a cui è dedicato un capitolo, cioè l'impoverimento del linguaggio pedagogico burocratico. E alla fine, insomma, lui si pone questa domanda, dice: la pedagogia può ancora dirsi una scienza? Lui insegna pedagogia, quindi lui esamina il dibattito pedagogico italiano negli ultimi 20 anni e poi vi dà un suo personale contributo di analisi. Quindi, in conclusione, lui propone l'idea di una pedagogia della nazione, cioè una pedagogia che renda l'educazione priorità politica e culturale strutturale, quindi non più un'emergenza da citare ad ogni crisi e poi dimenticare, ma proprio la pedagogia della nazione come priorità politica e culturale, strutturale, appunto. Molto interessante. Molto anche per me. Senti, Santa Francesca Cabrini, una santa alla prova dei tempi. Per la Bussola Editore ne scrive Gianni Lattanzio, un percorso tra storia, migrazione, educazione, umanesimo cristiano. Questa è stata la santa che ha scoperto l'America per i migranti, perché è stata lei che li ha accompagnati e che ha accolto gli immigrati italiani in America e ha diffuso appunto il cattolicesimo nell'America di fine Ottocento, primi del Novecento, quando in concorrenza c'erano degli altri cattolici che erano gli irlandesi. Una figura tra l'altro nostrana, lombarda. Bravissimo, bravissimo, sì, perché guarda, Lattanzio infatti lavora cioè lavora con gli immigrati, nel senso che lui lavora alla Camera e ha sempre lavorato con i deputati eletti all'estero, no? In questo caso infatti Fabio Porta fa la postfazione del libro, è stato letto in Brasile, quindi il libro è dedicato appunto a quanti attraversano frontiere visibili e invisibili, a quanti educano, curano e costruiscono luoghi di dignità. Quindi siamo nell'80° anniversario della canonizzazione di Madre Cabrini, che è avvenuto appunto il 7 luglio del 46, e quindi questo libro, Gianni Lattanzio, che tra l'altro è un caro amico che saluto, ha la prefazione di Monsignor Francesco Pesce, che è rettore di San Gregorio presso la Camera dei Deputati, e ha l'introduzione bilingue di uno storico dell'immigrazione italiana, che è Dominique Candeloro, che poi è il curatore della biblioteca di Casa Italia a Chicago, e la postfazione appunto, come dicevamo, di Fabio Porta, che è un bravissimo deputato. Quindi nella prefazione Monsignor Pesce insiste su un punto interpretativo centrale, dice che la santità di Cabrini non va letta come luminosità
virtuosità isolata di un'anima, ma come una santità storicamente organizzata che si traduce in opere concrete, case, scuole, ospedali, comunità. Quindi non si tratta di teoria, ma proprio di risultati concreti. Quindi, come dire, di un'architettura morale fatta di metodo educativo e disciplina della prossimità, quindi non di sola ispirazione. È un libro fatto da 12 capitoli che seguono la vita della santa in ordine cronologico, quindi dalle origini, la nascita del carisma missionario, dalla spiritualità del Sacro Cuore, l'attraversata, come dicevi tu, la traversata atlantica verso i migranti italiani in America, e mette in luce proprio la sua capacità come dire, di governo, di organizzazione, che spesso viene sottovalutata rispetto alla dimensione spirituale, però questo avviene chiaramente nella Chiesa, ci vuole la spiritualità, ma ci vuole anche l'organizzazione, come in tutte le società complesse. Poi Lattanzi affronta il rapporto tra Cabrini, gli italiani d'America e la questione sociale, a cavallo tra 8 e 900, e ricostruisce la canonizzazione nel 1946 e il patronato degli emigranti, fino poi al richiamo esplicito di Papa Francesco a Cabrini come modello di intelligenza pastorale nell'affrontare le migrazioni. Gli ultimi 2 capitoli poi sono quelli in cui Lattanzio esplicita più chiaramente l'attualità del suo lavoro, perché appunto, come ti dicevo, lavorando per gli italiani all'estero, come dire, essendo lui anche uomo di fede, è naturale insomma che abbia avuto interesse nei confronti della Cabrini. Comunque il volume si chiude con un'appendice cronologica, quindi una sezione artistica, e in copertina compare una citazione di Papa Leone, che è stata pronunciata a Codogno, che appunto, come dicevi tu, la città natale della Santa. Quest'anno, il 20 giugno, Papa conferma di quanto questo libro sia arrivato in libreria, ma è fresco di stampa, poi in perfetta sincronia con l'attualità ecclesiale, no? Cioè Papa Leone il 20 giugno parla della Cabrini e subito esce il libro di Lattanzi, quindi siamo proprio, come dire, sul pezzo, come si direbbe giornalisticamente. Decisamente. E poi ci spostiamo agli internati militari italiani in Germania, che abbracciamo tutti, questi italiani che hanno rifiutato di andare a fare gli schiavi di Hitler. Aldo Scoppetta, un uomo buono nei lager, Armando Editore. Questa è una bellissima testimonianza. Sì, questo è un libro molto, come dire, molto delicato e anche, come dire, molto emozionante. Sì, allora Aldo Scoppetta nasce in Colombia nel 1918 appunto da un italiano emigrato, quindi ci riagganciamo al libro di Lattanzi prima, da un padre italiano emigrato e da una madre colombiana. Perde la madre a soli 3 anni e viene cresciuto dal padre. Poi però a 8 anni ritorna in Italia, ritorna in Calabria, dove cresce una nuova famiglia allargata con la seconda moglie del padre, 3 sorelle e un fratello. Quindi che succede? Che sta per laurearsi in lettere a Napoli quando scoppia la seconda guerra mondiale. Poco dopo perde anche il padre, però riesce comunque a laurearsi e ad organizzare il sostentamento della madre e dei fratelli più giovani prima di partire come allievo ufficiale. A 24 anni viene quindi mandato in Albania come ufficiale di complemento. Questo libro praticamente raccoglie gli appunti che Scoppetta scrisse nelle diverse fasi della sua esperienza militare. Quindi abbiamo un primo breve periodo dedicato al contrasto della guerriglia partigiana in Albania, poi ci racconta l'armistizio dell'8 settembre, il rifiuto ripetuto di collaborare con l'esercito tedesco e con la Repubblica di Salò, che gli costa la deportazione, e poi ci racconta 1 anno e mezzo di internamento in diversi lager gestiti dai nazisti tra Germania e Polonia. Quindi diciamo che il nucleo narrativo del libro è nella compresenza, come dire, di 2 dimensioni opposte, no? Quindi abbiamo da un lato il racconto fisico e crudo di maltrattamenti, quindi la fame, il freddo, la paura, la consapevolezza della morte incombente, e dall'altro la scelta, diciamo, consapevole di restare fedele ai propri principi, di non odiare, di conservare umanità, dignità, solidarietà, anche nelle condizioni più estreme e disumanizzanti, ed è proprio da, come dire, da questa lotta con se stesso, no? Dalla lotta che lui faceva per restare umano in un luogo di deportazione, che nasce il titolo del libro. Poi dopo la liberazione Scoppetta riesce a tornare in Italia, si sposa, 2 figli e si dedica all'insegnamento delle materie letterarie, e
porta nelle classi questo suo amore per la cultura classica che lo aveva fatto sopravvivere nei lager, quindi lui nei periodi più drammatici della sua vita è sopravvissuto proprio, come dire, attaccandosi, aggrappandosi a questo amore per la letteratura. È morto nel 2004 e questo è un libro che è stato, tra l'altro è stato presentato quest'estate in una rassegna che è stata fatta a Scalea, che si chiama Visioni d'autore, ed è veramente appunto il titolo L'uomo buono nei lager, è proprio, cioè proprio così, no? Proprio la storia, come dire, di un uomo come tanti altri, anche mio nonno, no? Fu deportato, finì in Russia, tantissimi nostri avi hanno vissuto questa esperienza drammatica, quindi insomma rileggere loro è anche un po' come ritornare ai nostri avi, ai nostri nonni, quindi ogni volta che leggiamo storie del genere leggiamo anche un po' di noi. Decisamente, guarda, decisamente. Passiamo invece alla psicologia e stasera c'è molto sesso, psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale. Ma quindi quelli a cui piacciono i piedi femminili hanno qualche problema in testa? No. Allora, guarda, questo è un trattato molto importante, scritto da un professore associato di psicologia clinica all'Università di Firenze, Dettore, ed è un'opera corale che ha scritto insieme a Paolo Antonelli, a Gisca Ristori e a Daniel Giunti, ognuno responsabile di capitoli specifici, no? Che è un po' un modello simile a quello dei grandi trattati medici anglosassoni. È un libro molto, molto tecnico, quindi ci sono dei capitoli introduttivi, diciamo, su basi anatomiche, fisiologiche ed endocrine, poi sono gli inquadramenti nosografici, ci sono interi capitoli dedicati a ciascun quadro clinico, quindi le parafilie, disturbi parafilici, un blocco il blocco sulle disfunzioni sessuali, insomma è molto tecnico, però è assolutamente consigliato non solo a chi si occupa specificatamente di questo tema, ma anche a chi ha una curiosità più larga sul cercare di capire come funziona la mente umana, perché il metodo è sempre lo stesso, quindi ci sono i criteri diagnostici del DSM-5 e dell'ICD-10, ci sono tutte le varie principali teorie, i modelli di trattamento, c'è un capitolo trasversale dedicato anche al rapporto tra farmaci e problematiche sessuali, tra terapia sessuale e terapia di coppia, quindi è un libro che, pur essendo pensato per gli studenti di medicina e psicologia, può essere interessante anche per un pubblico più ampio, proprio con l'obiettivo di correggere dei pregiudizi che alimentano discriminazioni verso le minoranze sessuali o comunque verso le persone che hanno un'espressione di genere variante, possiamo dire, no? Quindi certo non è un libro facile, però è un libro che fa parte comunque della cultura che ognuno di noi dovrebbe avere. Decisamente. E poi c'è il colloquio in psichiatria e psicologia clinica, che non è assolutamente una cosa facile. Come ci si deve approcciare? Questo è un libro importantissimo di McKinnon, sempre di Giunti, anche il libro precedente era di Giunti. Abbiamo McKinnon, Robert Michaels e Peter Buckley, che scrivono questo, diciamo che è un must leggere questo libro, perché per chi si occupa chiaramente di psicologia clinica e di psichiatria, perché è tutto centrato sul colloquio. Quindi loro sono 3 psichiatri di formazione psicoanalitica, lavorano alla Columbia University, fanno ricerca e hanno deciso appunto di scrivere insieme questo libro che si articola su, diciamo, su 3 aree, no? Abbiamo una prima sezione che tratta dei principi generali del colloquio clinico, una seconda che esamina il colloquio nel contesto delle sindromi psichiatriche più frequenti, arricchita quindi con i casi clinici concreti per illustrare i concetti teorici, e poi la terza parte che è dedicata alle condizioni cliniche speciali, quindi ai pazienti ospedalizzati oppure in pronto soccorso, ai pazienti che appartengono a culture o background diversi, che è un tema di grandissima attualità per chi si occupa di psichiatria.
E poi l'ultima sezione di 2 capitoli analizza i fattori che influenzano il processo dell'intervista clinica, che è diversa dall'intervista giornalistica chiaramente, però non è scontato, nel senso che fare una buona intervista clinica per uno psicologo, anche per uno psichiatra, è un viaggio che non si smette mai di imparare, quindi è sempre bene approfondire, leggere, quindi lifelong learning, no? Continuare a studiare tutta la vita, perché il colloquio clinico appunto, questa edizione italiana è arricchita da una prefazione di uno psichiatra che si chiama Filippo Di Pirro e da un contributo critico di Massimo Di Giannantonio, che si chiama appunto il colloquio clinico tra scienza e arte, no? Perché sintetizza bene la filosofia del libro, cioè il colloquio psichiatrico, come diciamo, non è una procedura standardizzabile in un protocollo rigido, ma richiede al clinico di modulare competenza tecnica e sensibilità personale a seconda del paziente che è di fronte. Come quando tu fai un'intervista, non è che è uno schema che ripeti sempre uguale con tutti gli intervistati, lo personalizzi, no? Sempre. E quindi un punto sottolineato poi dalla critica specialistica italiana è che si tratta non solo di un manuale sul colloquio in senso stretto, ma di un vero e proprio testo di diagnosi del funzionamento cognitivo, emotivo, interpersonale e anche delle difese psichiche e delle capacità di coping, motivo per cui è stato accolto come un'aggiunta importante alla letteratura italiana, che devo dire fino al 2019, prima di questo libro, non esisteva in italiano un libro altrettanto completo sul tema del colloquio, quindi giunti Psychometrics come al solito il numero 1 nel campo dell'editoria per psicologia e psichiatria, fa delle pubblicazioni veramente straordinarie. Decisamente. Senti, ma diciamo così, Nanni Moretti in uno degli episodi del film Caro Diario giunge a questa conclusione raccontando il cancro che lui ha avuto. Dice: i medici parlano, ma non riescono ad ascoltare. E questo manuale cosa suggerisce? Il colloquio è tutto, perché la parola è la password dell'anima, no? Quindi il colloquio psichiatrico si differenzia dal colloquio clinico inteso in termini generali per molti aspetti, perché lo psichiatra è considerato un esperto nel campo delle relazioni interpersonali e quindi il paziente si aspetta di incontrare un individuo che è più di un ascoltatore comprensivo, no? Ma che abbia appunto una professionalità maggiore. Quindi chiunque cerchi un aiuto psicologico si aspetta con buoni motivi che il colloquio venga gestito dall'esperto, che è esperto anche nel colloquio. Dall'altra parte il clinico manifesta la propria esperienza non solo attraverso le domande che formula e anche attraverso quelle che non formula, ma anche attraverso attività diciamo non verbali, no? Di comunicazione non verbale. Quindi il colloquio clinico non è esattamente spontaneistico, nel senso ci sono delle tecniche che bisogna imparare e soprattutto serve molta esperienza, perché poi chiaramente l'esperienza che fa il medico, come si dice, no? E quindi non è per niente non è per niente scontato, anche perché il contenuto di un colloquio riguarda sia le informazioni fornite dal paziente sia gli specifici interventi dell'intervistatore, anche perché non è detto che il paziente ti stia dicendo la verità e quindi mentre lui parla tu lo devi analizzare, cioè devi cercare di capire che cosa si nasconde dentro quelle parole, dentro quella comunicazione non verbale. Per esempio, non so, il paziente che strappa un foglio di carta in piccoli pezzi, o la postura in cui si siede, no? Una postura rigida, oppure non so, una donna seducente che cerca quasi di conquistare il medico. Insomma, c'è molto da analizzare nel colloquio, quindi non è semplicemente una comunicazione verbale, ma è proprio lo stile linguistico che va analizzato, quindi anche l'uso di forme verbali attive o passive, del gergo tecnico, le espressioni colloquiali. Il processo del colloquio ci sarebbe tanto da dire, però, riguarda lo sviluppo della relazione tra l'intervistatore e il paziente e riguarda in sostanza il significato implicito della comunicazione, che il paziente ha vari gradi di consapevolezza del processo e il medico chiaramente dovrebbe essere, come dire,
del regista, no? di questo colloquio. Quindi è un processo, insomma, che include anche chiaramente lo studio delle modalità attraverso le quali il paziente si relaziona con l'intervistatore. Per esempio, non so, una persona isolata, una persona seducente, una persona arrogante, una persona evasiva, una persona affascinante, cioè la sua modalità di relazione varia nel corso del colloquio oppure è costante, cioè c'è un mondo da analizzare. E quindi insomma è un libro infatti molto, molto corposo, perché parliamo di, aspetta che ora controllo, di 693 pagine. Mi senti? Sì, Sì. 600 pagine. Quindi sì, e quindi il colloquio poi chiaramente varia anche a seconda come dire, delle sindromi, no? Un conto è se tu hai un paziente traumatizzato, un conto è se tu hai un paziente narcisistico, poi devi valutare il transfer, il controtransfer, insomma è veramente un mondo, e quindi più si legge sul colloquio, più si impara a portarlo avanti, a fare diagnosi differenziale, a individuare i meccanismi di difesa, l'evitamento, le proiezioni, le simbolizzazioni, insomma è tutto un mondo. Certo. Anna, avviamoci alla conclusione. Roberto Pinotti, Sì. Il giorno della rivelazione, la vera storia degli UFO tra scienza, politica e mistero, per Vallecchi, collana Saggi. Ecco, gli UFO, il limite tra palla e verità qual è? Sì, questa è una buona domanda. Allora, Roberto Pinotti è il fondatore del Centro Ufologico Nazionale, è membro dell'Accademia delle Scienze di San Marino e dell'Accademia Costantiniana di Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali. Ha collaborato molto con l'Agenzia Spaziale Italiana, con l'Agenzia Spaziale Europea, con l'International Space University di Strasburgo. Quindi parliamo di una persona titolata, no? Non di una persona che scrive così per passione. Pensa che lui ha all'attivo più di 70 titoli pubblicati in 7 lingue. Quindi questo libro è pieno di documenti, questo è pieno di documenti americani. Il perno del libro, diciamo, è la missione ufficiale del Pentagono del 22 luglio 2021, che per la prima volta non ha escluso l'esistenza di attività aliene, pur senza fornire conclusioni definitive. Però è un punto di svolta che lui Pinotti considera come l'inizio di un processo di apertura istituzionale destinato ad accelerare, no? Quindi il testo intreccia rapporti militari, note interne dei servizi di intelligence di diversi paesi, testimonianze dirette di piloti, tecnici. L'obiettivo appunto è quello di trattare il fenomeno UFO non come folklore o come mito, qui nel cinema tanto spazio è dedicato, ma come una questione storicamente gestita come materia di sicurezza nazionale. Infatti gli UFO è questione di sicurezza nazionale. Chiaro. Quindi sì. Quindi lui si chiede se questi fenomeni, osservati anche da astronauti americani e russi nello spazio extra-atmosferico, possano provenire da altri mondi. E questa è un'ipotesi che l'autore collega alle recenti scoperte di pianeti extrasolari, evidenziando come sempre più studiosi ritengono che la vita terrestre non può essere l'unico metro di paragone possibile per la scienza. Il libro infatti tocca diverse implicazioni geopolitiche, scientifiche, ma anche di fede, e si chiude sull'idea che la rivelazione, cioè l'apertura definitiva degli archivi governativi sul tema, è ormai un processo storico in corso, non è più un'ipotesi remota. Quindi, diciamo, lui tratta la storia degli UFO tra scienza, politica e mistero, proprio dal punto di vista storico e documentale. Quindi non è un libro di favole, è un libro molto documentato. Anche questo è un libro corposo, parliamo di 408 pagine. Però. Sì. Ma tu ci credi?
Ma io non credo negli UFO come ce li hanno rappresentati nel cinema, non credo nel pericolo di un'invasione aliena, non credo, però trovo plausibile che ci siano altre forme di vita su altri pianeti, non solo sul nostro. Che forma possono avere? Non lo so, però mi sembra anche logico pensare che non siamo gli unici nell'universo, poi l'universo è talmente grande. Beh, Tu cosa quello ne che... pensi? No, lo penso anch'io, però io mi pongo la stessa domanda che si poneva Enrico Fermi. Se noi siamo qui, gli altri dove sono? Ma voglio dire, le distanze sono talmente infinite, talmente enormi che voglio dire, cioè, si può anche esistere senza comunicare, no? Senza, quasi come noi non sappiamo di loro, magari loro non sanno di noi. Boh, chi lo sa. Mi pare strano che non ci sia una, come possiamo dire, una realtà o comunque una civiltà che abbia sviluppato un modo per spostarsi attraverso l'universo, arrivando fino a noi. Perché no? Potrebbe esserci. Guarda, diciamo che i dati di fatto sono per esempio che negli Stati Uniti l'autorità dell'aeronautica militare americana sta studiando seriamente il teletrasporto per realizzare in concreto una Stargate, no? Una macchina televettrice sul tipo di quella del film fantascientifico, no? Insomma, quindi vuol dire, se si spendono tanti soldi in ricerca in questo campo, un motivo ci sarà. Non penso che siano, voglio dire, dove si spostano soldi, che si sposta l'interesse economico, ovviamente, no? Certo. Quindi ci sono tantissimi, come dire, gruppi di lavoro, ma questo avviene in tutti i paesi, quindi se tutti i paesi investono e fanno ricerca su questo, evidentemente qualcosa in comune. Tu considera che leggo qua, allora, la legge nazionale per l'aeronautica e lo spazio del 29 luglio del 58 imponeva negli Stati Uniti studi ad ampio raggio sui vantaggi e gli ostacoli collegati alle attività spaziali. Secondo questa legge la NASA, l'ente spaziale statunitense, dette vita a un comitato di studio con un contratto di ricerca. Più di 200 specialisti vennero così intervistati da un gruppo presieduto da un socio psicologo che poi fu il direttore dell'Istituto per le ricerche di pace a Washington, e praticamente le varie sezioni di questo rapporto conclusivo si chiedevano con interesse che cosa sarebbe avvenuto se si fosse scoperta un'altra civiltà molto più progredita. Il rapporto non escludeva la possibilità di un contatto diretto, e stiamo nel 58, no? E poi gli schedari antropologici, si concludeva, contengono numerosi esempi di società sicure del loro posto nell'universo che si sono disintegrate quando hanno dovuto associarsi con società che prima ignoravano, abbracciando idee differenti e diversi modi di vita. Le civiltà sopravvissute a queste esperienze normalmente ne hanno pagato il prezzo, sacrificando valori, atteggiamenti e comportamenti validi fino allora. Poiché una vita intelligente può venire scoperta in qualsiasi momento attraverso la ricerca radiotelescopica oggi in atto, e poiché non si possono al momento prevedere le conseguenze di una simile scoperta, data la nostra limitata conoscenza su reazioni a circostanze anche solo vagamente così drammatiche, si possono raccomandare due ordini di ricerca, siamo nel 58. La prima era continuazione degli studi per determinare la comprensione e gli atteggiamenti emotivi e intellettuali riguardo alle possibilità e alle conseguenze della scoperta di una vita extraterrestre intelligente. 2. Studi storici ed empirici del comportamento di popoli e dei loro capi di fronte a eventi drammatici e inconsueti o a pressioni sociali. Tali studi, continuava il rapporto, dovrebbero tener conto delle reazioni delle masse alle burle o alle notizie di dischi volanti, a incidenti come la trasmissione radiofonica di Orson Welles sull'invasione dei marziani. Dovrebbero studiare la maniera di annunciare al pubblico un eventuale contatto oppure di nasconderlo se ritenuto più opportuno. E Molto quindi, insomma, è Dici inquietante, tu, eh? sì, abbastanza direi. Bene, allora io ti voglio ringraziare come sempre, insomma, il nostro è stato un bel cammino, ma avremo modo di ritrovarci, va bene? Va bene, grazie. Grazie a te.
rosa. Donna felicità non ha l'amore, donna felicità si sente sola, l'accompagneremo noi ragazzi a cercare funghi e viole. Qui ragazzi tutti qui, vediamo chi la sposa, sposa. Scommettiamo che io so chi darà la rosa, rosa. Donna felicità non ha l'amore, donna felicità non trova viole, gliele porteremo noi nei cesti, nei cappelli alle mani. Donna felicità non ha l'amore, donna felicità non può soffrire, la divertiremo noi col gioco delle noci intorno al fuoco. Qui ragazzi tutti qui, vediamo chi la sposa, sposa. Scommettiamo che lo so, chi darà la rosa, rosa. Donna felicità non ha l'amore, donna felicità non può soffrire, la divertiremo noi col gioco delle noci intorno al fuoco. Pa 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 Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.